Buongiorno, oggi ci troviamo al San Pellegrino e l'itinerario di oggi prevede l'Alta Via Bepizac, tutta la cresta di Costa Bella. Partiamo dal passo San Pellegrino, sentiero 604 in direzione del Passo delle Stelle, di là. Arrivati a questo punto, a quota 2092, ignoriamo il sentiero 637, che è quello che ci porta, ok, sia alla ferrata Bepizac, ma già circa a un terzo. Invece noi prendiamo ancora il 604 in direzione del Passo delle Stelle, che è tutta l'altra parte via di là. Sempre il sentiero 604, passiamo a quota 2170 da Baita Paradiso. Spettacolo qua, guardate che posto. Questa qui d'inverno deve essere proprio una chicca in mezzo alle piste. Continuiamo sempre a prendere i segnavia 604 in direzione del passo. Sempre 604, diritti qua. Dopo un lungo avvicinamento mi trovo qui al Passo delle Stelle, dove ha inizio ufficialmente l'Alta Via Bepizac. Passo delle Stelle 2528, qui ha inizio l'Alta Via Bepizac, proprio qua. Allora, come è giusto che sia, è segnato con l'obbligo dell'attrezzatura da ferrata, anche perché è tutto un sentiero attrezzato molto lungo. Qui la targa Alta Via attrezzata Bepizac. Ora pian piano iniziamo ad andare verso l'attacco. Iniziano le prime gallerie subito dopo il rifugio. Direi che qua è dove inizia veramente il cavo dell'Alta Via Bepizac. Questo sentiero attrezzato, sta parte qua è nuova, si vede. Siamo sulle creste di Costa Bella, là in fondo Catinaccio, il gruppo del Latemar, e lassù Sassolungo, il gruppo del Sassolungo. E qui c'è una Madonnina, si vede che è già la prima cima. Qua mi trovo sulla prima cima della cresta, dopo mi informerò sui nomi perché la cresta passa sopra varie cime. Ho tutta la cartina e tutto, però adesso questo è il nome di questa, non me lo ricordo. Ora inizia qua tutto il sentiero in cresta e si va. Pieno di gallerie di guerra. Le varie postazioni militari. Fresco. Il sentiero
Qui c'è il segnavia, si passava dentro. Una bella freccia che indica Costa Bella, super di qua. Arrivo lì, voglio vederli. Forse è per assicurare. Possibile? Vediamo cosa c'è dentro qua. È un ricovero? Del tutto originale. L'interno è del tutto originale. 1918. Andiamo a vedere com'è. Wow. 12 dormivano. 6 e 6. La porta originale. Così. Il bagno. Questa è la prima via di fuga. Raggiunta cima di Campagnaccia con la sua croce. Ora là in fondo a 80 metri c'è anche una postazione. O là, là. Là c'è la piazzola per l'elicottero. Dopo cima Campagnaccia si scende in una selletta dove è presente la prima via di fuga di questa lunghissima alta via sulle creste di Costa Bella. Lui è un appassionato di prima guerra, no? Posta. Spritz! Dove sei? Ah, di là. Ah, si esce, si esce. Vai nani. Postazione per mitragliatrice da cima a Costa Bella. Dio santo. Che cavolo facevamo starci qua dentro? Aia. Questa è la croce di cima di Costa Bella. Siamo a quota 2762. 2759. Qui c'è scritto 2762, qui 59. Decidetevi ragazzi. Ma la targa. Scavo effettuato dagli austriaci nel 1617, la galleria doveva poi dirigersi verso l'antistante territorio. No, qua è bello. Ah, qua c'è un chiodo. Questa è una postazione rammigragliatrice. E anche laggiù c'è proprio un buco. Qua c'è la scala in legno, la vecchia scala 2004, gruppo volontari Moena del 2004, questa scala con tutte le anelle, dove probabilmente dentro le anelle prima passava un cavo che ti faceva fare la cresta. Ora hanno attrezzato la parete di sinistra, però noi scegliamo la parete di sinistra. Queste staffe fanno una paura micidiale. Da sotto l'arco, non devi uscire da lì. Bisogna entrare. Dicono che devi entrare. Noi aspettiamo un po'. Aia.
Non la guardo io. Sì. Cresta di Costa Bella 2715. Di là si va, vedi, Val de San Nicolò. E quella là? Sì. Questo dicevi con le foto? Sì, l'ha fatta apposta. Forcella del Chadin 2664. Questo sarà... Dove sei? Allora, dopo essere arrivati a Forcella del Chadin, come avete visto, il tempo non era dei migliori, allora abbiamo deciso di prendere la seconda via di fuga della alta via Bepizzac, altrimenti andando avanti si arriva a Forcella dell'Uomo, dove poi parte la via normale per Cima Uomo, che trovate il video appunto sul mio canale. Io spero che intanto sto video qua vi sia piaciuto e vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!